Beh, è un passaggio sicuramente fondamentale questo, perché ci consente finalmente di avvicinarci ad un obiettivo importantissimo, che è quello di eliminare la precarietà del Ponte Bailey e andare verso invece la definitività di un'opera che durante Vaia si è rivelata essere determinante per un aspetto, come possiamo dire, imprevisto, imprevedibile, e cioè la sua necessità dal punto di vista della protezione civile. Quando il Ponte Bailey è stato chiuso, i mezzi di soccorso hanno avuto grandi difficoltà per arrivare in Val Belluna. Si rende necessario avere un'opera come il Ponte Bailey, ma che sia definitiva e che possa rimanere aperta quando ci sono diciamo eventi climaticamente avversi. Ecco, questo punto risponde a questa esigenza ed è il motivo per il quale insieme alla Regione del Veneto, grazie a una fruttuosa collaborazione, stiamo cercando di inserire nell'elenco delle opere cosiddette di resilienza, cioè quelle opere che il governo può finanziare con i fondi post-Vaia, sostanzialmente per garantire appunto che le città resistano meglio ad eventi avversi. Non è un'opera importante soltanto per la protezione civile, è anche un'opera che contestualmente riesce a riqualificare in modo egregio un'area sicuramente abbastanza degradata. Noi ci eravamo occupati di migliorare la sponda destra dell'asta del Piave grazie agli interventi sull'Ambioi che non sono finiti, anzi adesso riprenderanno a pieno ritmo, ma grazie a questa opera si riesce a riqualificare anche la sponda sinistra, con un'opera leggera, architettonicamente gradevole, ma che soprattutto riesce a far vivere ai cittadini e ai nostri turisti anche la sponda sinistra, mettendo le basi e le premesse per un collegamento più agevole e con mobilità sostenibile con Limana, ma soprattutto mettendo le basi per una riqualificazione che va nella direzione che il Comune di Belluno ha sempre auspicato, quello di migliorare e di incrementare sempre la qualità della vita. Questo concorso di idee, questo concorso di progettazione è stato finanziato dal Comune di Belluno con 130.000 euro, a cui si sono aggiunti 200.000 euro ricevuti grazie alla Regione, che appunto ha inserito questa opera fra quelle della resilienza post-Vaia e quindi ci ha dato un contributo fondamentale. Adesso dobbiamo fare la seconda parte del percorso insieme alla Regione, continuare con questa fruttuosa collaborazione e fare in modo che lo Stato ci finanzi per intero l'opera. C'è stato un rapporto molto positivo fino adesso con la Regione, con l'assessore Bottaccini in particolare. Io penso che riusciremo ad arrivare insieme a questo ambizioso traguardo per Belluno, per la provincia di Belluno, per la sicurezza dei cittadini e anche diciamo per il recupero di un'area veramente molto importante.